Allora dice una prestazione d'altra categoria sicuramente oggi, perché con le tue parate il Vittorio Veneto ha portato a casa 3 punti dopo aver segnato nel primo tempo. Sì, sono contenta perché alla fine siamo riusciti a vincere, penso che la squadra se lo meriti, nonostante oggi magari non abbiamo dato proprio il meglio, però stiamo facendo bene in allenamento e quindi ci voleva, diciamo, questa vittoria. 2 parate sicuramente importanti nel secondo tempo, quella attraverso quell'incrocio dei pali preso dall'Isera e la respinta che hai preso, poi un intervento da terra strepitoso sull'attacco dell'attaccante loro. No, sì, sono contenta, alla fine è servito a tutta la squadra, diciamo, per non mollare e adesso ci godiamo questi 3 punti in vista della prossima partita, che comunque sarà, cioè dobbiamo impegnarci molto anche lì perché penso sarà alla nostra portata e dovremo portare a casa altri 3 punti. Siamo con il responsabile della prima squadra, Cristian Bigaran. Allora Cristian, un commento generale sulla partita di oggi vinta dal Vittorio Veneto sull'Isera. È la prima vittoria in campionato di questo nuovo progetto rossoblu. 2 parole insomma su questi argomenti. Beh, insomma la partita oggi è stata una partita sicuramente tosta da parte nostra, ci abbiamo messo l'anima, tenendo presente che siamo ad oggi purtroppo una squadra abbastanza rimaneggiata. Abbiamo parecchie ragazze infortunate, quindi quelle che sono andate in campo oggi hanno dato tutto quello che potevano dare per portare a casa insomma, oggi la prima vittoria in questo campionato. Il progetto di quest'anno è un progetto innovativo, dettato un po' dalle esigenze e quindi abbiamo una squadra molto molto giovane, qualche volta purtroppo inesperta, ma grazie alle ragazze che hanno voluto rimanere e che hanno creduto al progetto vedremo di crescere e di ottenere il massimo che possiamo ottenere. Adesso domenica c'è la trasferta in Sardegna contro l'Oristano, non si capisce dal DPCM cosa potrà succedere, comunque il Vittorio Veneto si allenerà e se non ci sono problemi si partirà insomma. Beh, noi ci comporteremo come abbiamo fatto fino adesso, attuando tutti i protocolli dettati dal DPCM, poi attenderemo decisioni da parte insomma, della FIGC. Noi ci prepareremo sicuramente ad affrontare la trasferta di Oristano al massimo delle nostre possibilità, con l'obiettivo di portare a casa assolutamente i 3 punti. Allora, infine siamo con Deborah Zilli che ha esordito in prima squadra dal primo minuto oggi contro l'Isera e ha anche segnato il suo primo gol in campionato. Sì, una partita che non era facile, dovevamo far bene, portare a casa questi 3 punti. C'è stato questo calcio d'angolo, ho cercato di farmi trovare pronta, il cross era un ottimo cross, ho cercato di smarcarmi e beccare la porta e è andata bene. Come valuti questo inizio di stagione? La squadra è completamente ringiovanita rispetto alla scorsa stagione, sicuramente con le compagne più o meno della tua età ti trovi benissimo. Sì, penso sia una buona squadra, ragazze più giovani, ce ne sono anche alcune che hanno esperienza e che possono aiutare l'intero gruppo a migliorare, a crescere e c'è tanto da lavorare a livello di squadra, comunque siamo un buon gruppo e affiatato anche secondo me e bene così dai. Si spera di poter andare avanti con la stagione e staremo a vedere le prossime partite.